ricevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buona serata dal Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, buona serata in questa serata uggiosa, tipicamente invernale, insomma c'è stata la pioggia del mattino, adesso fortunatamente dopo qualche goccia nel pomeriggio, nella serata immediata alle 20:30, insomma adesso il tempo si è sistemato e si potrà giocare tranquillamente e in scioltezza. Allora, buona serata da parte di Mirko Villanova, in cabina di regia c'è Vincenzo Russo, per le nostre telecamere che questa sera seguiranno 45 minuti soltanto di questa gara. È un po' strano, però sarà così perché, lo ricordiamo, c'è da recuperare, ci sono da recuperare 45 minuti, il secondo tempo della partita del 30 novembre scorso, 12ª giornata, che venne bloccata dopo i primi 45 minuti di gioco. L'arbitro non rientrò dagli spogliatoi a causa di uno strappo al polpaccio, così si è detto, e così naturalmente riteniamo opportuno citare e ricordare. Questa sera l'arbitro non è lo stesso, è Giuseppe De Fina della sezione di Verona, che sarà coadiuvato dai signori Marco Bravo della sezione di Portogruaro e Lorenzo Rossi della sezione di Mestre. Vi dicevo, è l'ultima partita, è l'ultima gara di questa 12ª giornata, che il 30 novembre risultò positiva per il Borgorico, che batté la Leo Oderzo per 1-0, la Godigese che vinse 3-1 con la Marosticense, il Giorgione che batté la Giulia Sagittaria per 2-0, 3-2 vinse il Borgo Valbelluna contro il Vittorio Falmec, 2-0 il Porto Mansuè contro il Cavarzano, Piovese e Arcella Padova si spartirono i punti 2-2, Calcio Caerano e Dolo Pianiga 3-1 per il Calcio Caerano. Quindi adesso è un po' una novità anche per noi, insomma rientrano le squadre in campo, sono già posizionate, si riparte dal 46esimo minuto, o meglio dal 45esimo minuto di gioco, giocato per l'appunto il primo tempo, e quindi primo del secondo tempo. Tra poco ci sarà il fischio dell'arbitro. Le due formazioni: l'Eclisse che schiera Spadetto, Nardi, Gasparini, De Luca, Segat, Cazzaro, Fogliano, Cotali, Telesi, De Zotti e Bressan. Risponde il San Donà con Manzato, Crescente, Pasian, Granzotto, Perisinotto, Abczka, Brichese, Scroccaro, Ocoli, Tomasella e Manzan. Per la formazione del San Donà manca, ed è un'assenza piuttosto grave e seria, manca De Stefani, che tra l'altro al quinto minuto di quella partita, e quindi si parte dall'1-0 per il San Donà. De Stefani aveva segnato appunto il gol dell'1-0 che per il momento dà
dà la vittoria, diciamo, al San Donà. Stretta di mano tra i due tecnici proprio sotto la tribuna, Vincenzo Siciliano e Massimo Malerba. Tra poco inizierà la gara e quindi si parte dall'1-0 per il San Donà e vedremo che partita sarà, perché sarà una partita veramente strana, veramente particolare, perché ci sono 45 minuti di gioco, le due squadre si sono allenate chiaramente in modo diverso, il San Donà mi pare che abbia effettuato degli esercizi di riscaldamento e poi breve partitella, mentre ha insistito sulla partitella Massimo Malerba durante appunto la preparazione di questi secondi 45 minuti di gioco. Per il San Donà sarà importantissima questa gara, perché potrebbe, vincendo, balzare in testa alla classifica, staccare di 2 punti il Cavarzano, che si trova a 30 punti attualmente, il San Donà ne ha 29, collezionando 3 punti questa sera andrebbe a 32, ma ancora più importanti sono i punti da raccogliere per l'Eclisse Careni Pivigina, che di punti ne ha 15, e questa partita naturalmente potrebbe riservare qualche punticino, almeno ce lo auguriamo naturalmente, per quanto concerne la formazione di casa. Vado a salutare anche lo stesso De Stefani, che dovrebbe essere in visione su streamingsport.it. In bocca al lupo per una prontissima guarigione. Tutti infatti si aspettano che possa essere già in campo domenica prossima, perché sarà una partita importante. Primo pallone dato da Cazzaro a Spadetto, non raccolto. C'è il primo calcio d'angolo per la formazione del San Donà, che dopo 32 secondi di gioco nel secondo tempo va alla battuta del calcio d'angolo con, vediamo un attimo, perché l'illuminazione dello stadio D'Agostin non è proprio al 100% in grado di farci scorgere appunto la numerazione e i giocatori, soprattutto quelli del San Donà. Ancora San Donà che viene in avanti, è un San Donà che è ripartito con lo spirito che aveva durante la partita del 30 novembre, spingendo. È chiaro che naturalmente la formazione di casa dovrà cercare di alzare al più presto il baricentro per portarsi nell'area di rigore della formazione ospite. Viene in avanti ancora, o cerca di venire in avanti, ma viene fermato immediatamente il tentativo di ripartenza da parte della formazione di casa. Attenzione, viene in avanti, bellissimo il taglio del numero 7 Brichese, che aveva cercato di velocizzare questo pallone molto bello, però palla poi riconquistata dalla difesa della formazione di casa. C'è l'arbitro che fischia un fallo a favore della compagine di casa, quindi 1 minuto e 49 secondi, si alza addirittura in completo rosa shocking, come lo definisco, quando ha questa tenuta Spadetto che arriva proprio a livello della metacampo, pronto a rinviare e mettere dentro in mezzo all'area, on the box. Forse c'era il fallo, si era posato, poi il tentativo di andare al tiro da parte di De Luca avviene, però la palla prende uno strano giro e vola altissimo sopra la traversa. 2 minuti e 18 ancora, con una partita che viva, sicuramente viva, è cominciata in velocità. Chiaramente non poteva essere diversamente, perché si sta giocando, lo ripetiamo perché si pone in ascolto soltanto adesso di streamingsport.it. Sono i secondi 45 minuti di gioco di questa gara, che è la 12ª giornata ed era stata interrotta per infortunio all'arbitro il giorno 30 novembre. Si stanno già scaldando alcuni giocatori per quanto riguarda la formazione del San Donà, che non vuole lasciare spazio alla compagine di casa. Viene in avanti Brichese, in avvio veramente interessante il suo, va fino in fondo, poi cerca di mettere dentro questo pallone, viene fermato dalla ottima azione in difesa attenzione dell'Eclisse Careni Pivigina, che deve poi andare a sventagliare lungo, viene a prendersi il pallone o cerca di prenderselo, di riconquistarselo De Zotti, poi ottimo il lancio sul numero 7 Fogliano, che rivediamo in campo dal primo minuto. Fogliano si è un po' allungata questa palla, perché aveva cercato di convergere verso il centro, non c'è riuscito, si è allungata la palla ed è in questo modo arrivato il difensore del San Donà a mettere non in calcio
calcio d'angolo perché l'ha toccata per ultimo Fogliano, quindi la rimessa in gioco con le mani è da parte del portiere Nicolas Manzato, un classe 2007, un giovanissimo, un 2007 tra i pali del San Donà, un 2005 tra i pali, Spadetto della formazione di casa. Ancora spinte da Tergo che ormai si lasciano correre incredibilmente, Gasparini con le mani per andare a pescare il numero 5 Segato, oggi manca Del Savio che era stato lo sfortunato giocatore che aveva provocato il gol di De Stefani, perché era inciampato, aveva lasciato andare appunto De Stefani che aveva colpito. De Stefani che tra l'altro è il capocannoniere del torneo e sta facendo un ottimo campionato, anche domenica 2 gol importanti per la sua formazione. Ecco perché i dirigenti del San Donà, parlando prima della gara, mi dicevano che sperano di poterlo annoverare in rosa già da domenica prossima, sperando che questa pausa influenzale se ne vada al più presto. In bocca al lupo a lui. E allora ancora il San Donà che prova a manovrare con palla tra i piedi di Tomasella. Aspettano, c'è Abčka che sta dirigendo in mezzo al campo la posizione dei suoi. Attenzione per il San Donà, c'è la punizione di Tomasella, mette dentro, non arriva, fuori, però conquista ancora palla la formazione di Siciliano che poi sventaglia sulla fascia destra del campo, cerca di andarsene 1-2, va fino in fondo, riesce a mettere dentro un buon pallone, però è altissimo per Ocoli e per gli altri attaccanti. Nulla di fatto, ancora si gioca con il San Donà che vuole tenere lontano dalla propria porta la compagine di casa. L'arbitro si sbraccia e dice che non è successo assolutamente niente su questo incidente, su questo fallo che aveva cercato di recuperare. E allora vediamo come si gioca anche in questa ripartenza da parte della formazione di casa, con Gasparini che non riesce ad andarsene perché controlla bene il suo diretto avversario. Poi ancora si sta spingendo naturalmente da ambo le parti, perché lo ripeto nuovamente, sono 6 minuti del secondo tempo qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo e c'è chiaramente l'intento di recuperare il punto, di recuperare la partita da parte della formazione di casa. E chiaramente, come avete capito, San Donà, che è partito forte, sta tenendo lontano dalla propria area di rigore la formazione di casa, e si arrabbia in effetti Malerba adesso perché vuole velocizzare, vuole provare a velocizzare, perché bisogna tener conto appunto che non c'è un secondo tempo dopo, quindi bisogna fare tutto in fretta. È stranissimo, attenzione, viene in avanti ancora l'Eclisse con il tiro, con la difesa del San Donà che riesce a sgomberare l'area di rigore, mettere in fallo, in rimessa di gioco con le mani per la compagine di casa, ancora che prova ad attaccare con la palla tra le mani, il rinvio lungo alla ricerca del numero 9 Telesi, non trovato, e allora poi ancora riprende la palla, lo ributta nel mezzo, poi la palla viene perduta da parte della formazione di casa, ma a sua volta anche il San Donà la riperde. Attenzione, poteva arrivarci poi una spinta da Tergo, l'arbitro lascia andare, abbiamo capito qual è l'andamento dei fischi del signor De Fina, che ha lasciato giocare, quindi non sta interrompendo la gara, lo ha fatto soltanto in alcune occasioni quando c'era veramente un fallo, poi su spinte e falli da Tergo sta lasciando giocare liberamente i 22 in campo. Non ci sono state ancora sostituzioni, chiaramente, anche se ricordatevi siamo nel secondo tempo, non ci sono state sostituzioni perché non erano state fatte il 30 di novembre, quando la partita si bloccò dopo 45 minuti di gioco per l'infortunio all'arbitro. Attenzione, in avanti il San Donà ancora sulla fascia, viene bloccata molto bene dalla formazione di casa che prova a ripartire, poi è lenta
La ripartenza si affida al rinvio lungo per trovare Telesi, che viene anticipato molto bene da Acca, che è un gigante lì dietro in difesa, poi perde ancora l'impostazione e la formazione di casa, non riuscendo a portarsi in avanti. Ancora buona questa azione del San Donà, che poi va a riconquistare palla. Attenzione, perché la stiamo mettendo sulla corsa, la stiamo mettendo sulla voglia e sulla grinta, però sembrano più concentrati, e questo punto soprattutto il centrocampo in mezzo al campo del San Donà sta lavorando molto molto bene, ed è costretto, appunto, come potete vedere, la retroguardia della formazione di casa a ripartire dal basso. Una sventagliata cercando Gasparini, ma la palla è sbagliata, non arriva, e allora Gasparini è fuori posizione. Attenzione, deve cercare di rientrare, anche se vanno in raddoppio di marcatura due uomini sul giocatore del San Donà. Poi la palla viene trascinata fuori, però attenzione a questi spostamenti, soprattutto di Gasparini, che si è lasciato e ha lasciato il posto. Adesso c'è Pasian con il pallone tra le mani per un rinvio lungo, vediamo, sì, la mette in mezzo all'area, cerca Ocoli di intervenire, nessuno di due, né Ocoli né Manzan, riescono a prendersi il pallone. Sono trascorsi 9 minuti e 40 di gioco, sempre 0-0, sempre, scusatemi, 1-0 per il San Donà. Sarà difficile ricordarsi che che questo è il secondo tempo della gara, sospesa il 30 novembre sul risultato di 1-0 per la compagine di San Donà di Piave. Davanti alla propria panchina Massimo Malerba ancora, che si arrabbia con i suoi, non era molto contento della ripartenza. Poi c'è stato qualcuno che dalla tribuna ha detto qualcosa a Massimo e si è girato per vedere, insomma, che cosa succedeva. Era andato semplicemente e solamente a protestare con i suoi, insomma, dopo aver perso un pallone. In avanti ancora Gasparini, mette a terra con il petto, poi prova ad andarsene sulla fascia di sua competenza. De Zotti non riesce ad essere servito e beccato. Attenzione per questa ripartenza in contropiede altissimo, viene fuori Spadetto con il pallone che viene ridato ancora indietro, nulla di fatto. Sì, si può giocare ancora con Segat, che lo rivediamo in campo finalmente anche lui. De Zotti aveva conquistato palla, poi la palla va sul fondo. Pasian ha allargato le gambe, è stato fortunato perché non ha toccata, e allora Pasian con le mani per cercare di rallentare un po' la spinta della formazione di Banerba. De Zotti spintonato alle spalle, questa volta l'arbitro vede il fallo, anzi si arrabbia con il marcatore di De Zotti perché aveva allontanato la palla. Arriva ancora a battere questa punizione proprio altissimo Spadetto al rinvio lungo, scaraventerà sicuramente il pallone in mezzo all'area di rigore, mentre la linea con Abčka e i suoi dirimpettai che stanno trascinando fuori, palla però che in questo modo va direttamente dal collega che è in maglia verde completa, ovvero Manzato. Non buona questo tentativo di buttare palla nel mezzo dell'area. Attenzione perché è rimasto fuori dai pali. Attenzione perché è rimasto fuori dai pali Spadetto, e quindi potrebbe essere, fortunatamente ritorna tra i pali, perché aveva avuto anche sentore che qualcuno avesse potuto fare il pallonetto, così non è stato fortunatamente. Allora può ripartire ancora con Massimo Malerba, che in panchina si sta sgolando per cercare di mettere ordine. Mamma mia che rischio in questo passaggio con Ocoli che stava per impossessarsi del pallone all'interno dell'area di rigore. Gasparini mette in avanti, poi il colpo di testa ancora in mezzo all'area. Non c'è pace e non c'è tranquillità in questa gara, molto bella dal ritmo. Arriva dalle spalle Telesi, no, era Fogliano che aveva commesso fallo. Sì, dai, o si fischia il fuorigioco, o c'era il fuorigioco o c'era il fallo, quindi l'arbitro va a dire calma e tranquilli che ci vedo io. Abčka che rallenta chiaramente. 12,57 di gioco, secondo tempo, 1-0 per il San Donà. Colpo di testa in difesa, era tutto dalla parte, c'era l'aspettativa di Spadetto che arrivasse a prendersi la palla in
presa a terra, e così è stato, anche se ci ha messo un po' di più di quello che voleva il suo compagno di squadra. Sventagliata in avanti, forse ancora per Gasparini, ma la palla va verso il numero 9 Telesi, che non riesce a prendere il pallone perché è marcato da Abčka, che non gli lascia spazio, non gli lascia palle. Viene in avanti ancora la formazione di casa, che prova a centrarsi, attenzione con questo pallone, c'è Gasparini ed il numero 4 De Luca non vede Gasparini, che si arrabbia, allarga le braccia, ancora Gasparini, ancora De Luca che converge verso il centro, cerca di andarsene da solo, fuori due uomini, poi palla persa, e allora Gasparini adesso viene visto finalmente e allora può metterla dentro. È delizioso questo pallone, ma nulla di fatto perché il pallone viene colpito di testa. L'arbitro, vedo Malerba disperarsi in panchina perché forse voleva, non so se voleva il fallo oppure se c'era il fallo tra i due giocatori. C'è stato questo scontro in area. Devo dire però che l'uomo di casa non ha protestato. L'unico che ha protestato mi sembra Malerba in questo caso, che probabilmente ha visto qualcosa dalla sua posizione e quindi aveva protestato, aveva allargato le braccia come a dire qualcosa mi devi dare, invece non è arrivato nulla. Ancora a manovrare la compagine di Malerba, che lancia lungo questo pallone. Attenzione, anche Manzato era fuori dai pali. Stanno giocando veramente con i due portieri altissimi in questo caso, proprio per il fatto che non c'è nulla da rallentare a livello di gioco, quindi si tratta di velocizzare il tutto. Gasparini ancora prende palla, poi si complica un po' la vita, in effetti la regala all'avversario. Attenzione a Ocoli che punta ma chiude bene la diagonale, molto bene Cazzaro, e allora può ripartire ancora con il numero 4 De Luca per Bressan dalla parte opposta. Tutto bene la ripartenza per quanto riguarda l'Eclisse, che prova a concentrarsi ancora per trovare le trame giuste, mette a terra Gasparini, molto bene Gasparini per De Luca, che poi voleva servire ancora una volta Cotali, non riesce a farlo in velocità e in effetti sta chiedendo un po' più di calma e di tranquillità a Malerba, però chiaramente qui si tratta di recuperare lo svantaggio che al quinto minuto del primo tempo della partita appunto sospesa il 30 novembre De Stefani aveva messo dentro il pallone ed il gol con cui questa sera si riparte dall'1-0 appunto per il San Donà. 16 minuti e 13 di gioco con il vantaggio sempre del San Donà. Attenzione, prova a ripartire la formazione di Siciliano, che viene fermata all'altezza quasi dell'area di rigore della formazione di casa. Sì, chiaramente mi dicono che Canato non può giocare perché non ha ancora tesserato alla data del primo tempo disputato. Sì, perfetto, infatti l'abbiamo detto che non... E dove sarebbe in lista? Chiedono, no, non c'è, infatti non c'è in lista, calma e tranquillità, quindi lo abbiamo spiegato. Canato non poteva giocare questa sera perché non era in lista il 30 novembre, giocava a Porto Mansuet. Ok? Bene, chiudiamo la polemica che si era innescata immediatamente con alcuni messaggi appunto in WhatsApp. E allora andiamo con le mani ancora a seguire questo secondo tempo con il San Donà che sta spingendo in avanti, palla che non filtra, e allora può soltanto allontanarla con una buona rincorsa sulla fascia destra del campo. Vorrebbe il fallo, ma non c'è niente. Abbiamo capito come sta arbitrando l'arbitro, che però era vicino anche in questo caso. Ocoli che si gira, Ocoli che guarda la posizione dei suoi, non trova nessuno, e allora andiamo a continuare. Bene così, con De Zotti che ritorna indietro, va a terra, ma l'arbitro lascia correre perché il pallone era preda della compagine di casa, che lo tiene e riesce a manovrare poi il pallone buttato via, in questo caso molto male. Può ripartire la formazione di Vincenzo Siciliano, che
davanti alla panchina anche lui calmo e tranquillo, forse un pochino più tranquillo di Malerba, però attenzione perché è una situazione particolare. Vi ricordo che si sta giocando il secondo tempo della gara tra Eclisse Careni Pivigina e Sandonà sul risultato di 1-0 per il gol di De Stefani, e adesso nel secondo tempo che si sta giocando oggi 0-0 ancora, però attenzione perché la partita può liberarsi, può cambiare da un momento all'altro. Spadetto che viene in avanti, spinge ancora sui suoi uomini, va a trovare il numero 5 Segat, palla indietro dalla parte opposta ancora per trovare De Luca, poi palla che va a complicare ulteriormente, deve tornare sui piedi e dalle parti di Spadetto che alza la testa, guarda la posizione dei suoi con il pallone che stava per arrivare a De Luca, poi anticipato dal suo diretto avversario, ancora il numero 8 Cotali che si muove bene, è un Cotali che nelle ultime partite ho visto rinato, ho visto prendere in mano questa Eclisse. L'Eclisse ha bisogno di questo giocatore che deve ritrovarsi un pochino, e quindi speriamo che riesca poi a ritrovarsi e a dare lo smalto giusto e lo spirito giusto per continuare il campionato nel migliore dei modi. 19 minuti, quasi 20 qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, si gioca anche in una discreta serata, uggiosa sì, però non fredda, quindi si riesce in qualche maniera, o almeno loro, i calciatori, i 22 in campo, riescono a giocare in tranquillità e senza grossi problemi per il freddo, quindi palla ancora che viene messa in fallo laterale da parte della compagine di casa che ferma sul nascere l'azione del Sandonà di Piave. Anche i cambi saranno molto particolari questa sera, non so se ce ne saranno 4 uomini, 3 o 4 uomini ha mandati a scaldare Siciliano per il Sandonà, 3 uomini ha mandato a scaldare Malerba. Vi ricordo che in panchina c'è anche Ianco che attenzione a questo attacco della formazione ospite che mette dentro questo pallone molto molto rischioso, perché c'erano 2 uomini liberi in mezzo all'area che erano stati lasciati un po' incolpevolmente dai difensori, lasciati lì tranquilli, e se avessero colpito avrebbero potuto fare male a Spadetto. Attenzione, c'è il secondo calcio d'angolo per la compagine del Sandonà, che ricordo questa gara per il Sandonà è molto molto importante perché vincendo Spadetto la prende, la fa sua ed è subito pronto al rinvio, perché si sono piazzati subito 3 o 4 uomini dell'Eclisse lì davanti a cercare di conquistare palla, come ha fatto De Zotti, bravo De Zotti, tutto dalla parte opposta per far volare Cotali ancora, che va a riprendersi il pallone, poi indietro perché non ci sono spazi ed è costretto a gettarla via in malo modo, si arrabbiano. Palla che viene ricontrollata ancora dal Sandonà, che può ripartire, può provarci, può provare ad allungare e a portare fuori dalla propria area Brichese. Bene il suo inizio in questo secondo tempo particolare qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, dove le due squadre si stanno affrontando in questi 45 minuti. Anticipo nettissimo, c'è il fallo da tergo da parte del giocatore del Sandonà, può ripartire in velocità, poi ancora il bravo il giocatore era Pasian, mi pare che era andato prima secondo il pubblico a commettere fallo che poi non c'era, e poi ancora con un colpo di tacco a liberarsi e a prendere il pallone. Vediamo, c'è la prima munizione per il numero 5 di casa ed è Segat, che finisce sul taccuino del signor De Fina di Verona. Ammonito Segat, 22 minuti e 29 di gioco, sta scappando via questa gara, e adesso chiaramente ne approfittano per rallentare un po' il gioco. Vediamo se c'è bisogno del fisioterapista, del massaggiatore. No, pare di no, si rialza, quindi era soltanto insomma per guadagnare qualche secondo rimanendo lì a terra. Era Abčka che insomma è difficile vederlo a terra Abčka, ed è pronto per il rinvio. Secondo tempo qui al Comunale d'Agostin, Abčka ancora sul pallone,
palla che viaggerà lunga e lontana soprattutto dalla retroguardia ospite, mentre si sta scaldando con più intensità un giocatore per il San Donà. Quindi vediamo, bravo Archka ancora, gladiatore in mezzo all'area, rispedisce indietro, ma momentaneamente la formazione di casa che poi perde pallone e lo fa prendere ancora al San Donà, che gioca sulle fasce molto bene, fascia a sinistra del campo. Adesso si muove Ocoli, si muove Tomasella, vediamo, non riescono però a raggiungere, allora c'è il rinvio lungo ma non abbastanza, lo preallunga ancora, ma attenzione al tiro che stava per complicare la vita al 24esimo minuto di gioco, tiro dai 35 metri sicuramente, con rimbalzo a terra e palla che viene messa in calcio d'angolo per il terzo calcio d'angolo della compagine di San Donà di Piave, che ci ha provato dalla lunga distanza, avendo visto Spadetto fuori dai pali, Ocoli in mezzo, l'arbitro richiama sia Ocoli sia il suo diretto marcatore, palla che viene dentro, stava per essere deviata e toccata da un giocatore arrivato dalla difesa. Ci scusiamo se non siamo completi sulla numerazione e sui nominativi, perché credetemi, l'illuminazione non ci permette, poi tra l'altro con la maglia azzurra segnata in bianco per quanto riguarda la formazione ospite, i numeri spariscono un pochino e qualche difficoltà c'è. Però, ripeto, l'illuminazione non ci aiuta. De Zotti mette a terra il pallone, poi lo fa viaggiare su Gasparini, che viene a sostegno dei suoi, arriva Ocoli in fase difensiva, Gasparini che butta avanti questa palla per cercare Fogliano, che non la prende. Riparte molto bene, intervento pulito di Segat, poi palla persa e allora si impegna Segat a tenerla lì, vuole il fallo e lo ottiene, fallo su Segat, l'arbitro è lì vicino, si arrabbia questa volta Siciliano perché non voleva questo fallo. È vicino alla panchina intanto un giocatore attenzione con Gasparini che scivola purtroppo, poi palla indietro ancora su Telesi, mette dentro, colpo di testa della difesa del San Donà che allontana, è lo stesso Telesi a tenerla viva questa palla per Spadetto, abbondantemente fuori dai pali, lancio lungo con il tentativo, attenzione, viene in avanti, l'arbitro sì, in questo caso non c'era assolutamente nulla. Non c'era assolutamente nulla, anzi forse, e senza il forse, c'era più fallo della formazione di casa, del giocatore di casa, che di quelli del San Donà. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di questo secondo tempo, di questi 45 minuti del secondo tempo che si stanno giocando qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, con il risultato di 1-0 per la formazione del San Donà, risultato che è scaturito dal gol di De Stefani al quinto minuto di gioco per quanto riguarda il primo tempo giocato il 30 di novembre. Ancora il rinvio lungo, va a prendersi palla Ocoli, cercava di controllarla bene, c'era riuscito in un primo momento, poi palla persa, no, la tiene ancora, bravo De Zotti che interviene, blocca lì sul nascere il tentativo di ripartenza e di rilanciare magari da una parte all'altra del campo l'azione di Pasian insieme a Brichese, uno dei più vivi. Ecco la prima sostituzione, allora fuori l'11 e dentro il 13, ma non avviene ancora la sostituzione, quindi la segneremo dopo. E anche l'Eclisse va alla sostituzione. La palla dovrà uscire perché le due squadre sostituiscano gli uomini. Attenzione, contropiede! Ed è un gol sbagliato questo, veramente un'occasionissima
per portarsi sul 2-0 da parte del San Donà, quando i minuti sono 28, occasionissima per mi pare Tomasella, l'11. Sì, Tomasella sfiora il raddoppio, veramente sfortunato, e fortunato in questo caso Spadetto. Attenzione, ancora il tentativo, colpo di testa ancora per il tentativo di rimettere dentro questa palla, non bisogna farlo crossare, e in effetti non riesce a trovare un buon cross e a mettere dentro questo pallone. Vediamo se finalmente si può fare questo cambio, si possono fare questi cambi, sì. E allora 11-13, quindi fuori Manzan, dentro Cassia per il San Donà, mentre entrerà il numero 15 Pavan. Pensiamo, vediamo. Sette. E allora esce Fogliano. (29 del secondo tempo), Fogliano fuori e dentro il numero 15 Pavan. Vediamo se riuscirà a dare ancora più smalto e più vivacità Pavan appunto alla formazione di casa. Vuole tutti avanti Spadetto. Il colpo di testa di un difensore del San Donà vincente su De Zotti, poi la palla termina fuori in fallo laterale, ma non c'è fallo con Gasparini pronto a rimettere in gioco con questo pallone lungo, poi palla rinviata in avanti, ancora Cazzaro la rispedisce via lontanissima. Attenzione con De Zotti che viene anticipato da Abčka, ancora palla che viene fermata, si gioca un po' a flipper in questo frangente. Secondo cambio che Siciliano effettuerà. 10-16, ok, allora fuori Tomasella e dentro il numero 16 per quanto riguarda il San Donà, quindi fuori Tomasella, dentro il numero 16 che è Scantamburlo, attaccante, quindi non si difende Siciliano, ma manda nella mischia. C'è probabilmente, o si è fatto male Tomasella perché esce dalla parte opposta, oppure per guadagnare tempo. Comunque Scantamburlo va lì davanti nella sua posizione, insomma, di centravanti che ricopre, quindi buona l'intenzione di Siciliano, che naturalmente vede come sono importanti questi 3 punti che porterebbe a casa qui dal Comunale d'Agostini di Pieve di Solivo, che gli permetterebbe di andare in vetta alla classifica questa sera. Palla in fallo laterale, 31 minuti di gioco. Già effettuati 3 cambi in questa strana partita che si gioca questa sera qui a Pieve di Soligo. Occoli va fino in fondo, ma lo controlla bene con il corpo il suo diretto avversario. Spadetto deve correre per trovare un pallone disponibile pronto al rinvio, lo fa corto, poi ancora dalla parte opposta prova a far viaggiare le fasce la compagine di casa. Buona l'intenzione, e allora si può giocare. Controlla, aveva cercato di cambiare gioco il San Donà, non riuscendoci. Pasian anticipato, poi in mezzo all'area però bene, può ripartire ancora in avanti con il numero 13 o 15, 13, il numero 13 Cassia, che si è posizionato qui sulla fascia sinistra del campo, sulla fascia destra del campo, sotto la tribuna, per la sua fascia di competenza. Ancora prova a spingere la compagine di casa, spinge sull'acceleratore con Segat, che è l'unico che è finito per il momento sul taccuino del signor De Fina di Verona. Perde palla
perde palla e stava per complicarsi la vita, perde palla Nardi sulla fascia destra del campo, era andato subito al tiro perché avevano visto Spadetto fuori abbondantemente dai pali, ma la palla poi è stata svirgolata male e quindi palla in fallo laterale con palla rimessa in gioco con le mani da parte della formazione di casa, e allora può ripartire sulla fascia sinistra del campo con Gasparini che sventaglia, ma è brutto questo passaggio, però viene a riconquistarselo e allora può lottare ancora su ogni pallone il numero 15 Pavan, che cerca di velocizzare De Zotti che non trova scampo dalla marcatura di Apčka che ferma tutto. Ancora Gasparini con le mani, cerca un uomo libero, lo trova perché arriva il numero 6 Cazzaro, che con un po' di coraggio prova ad andare al tiro. Anche lì siamo in una distanza abbastanza proibitiva, 35 metri sicuramente, più o meno, insomma, palla che sorvola alto. L'arbitro va a ammonire Malerba. L'arbitro è partito dall'area di rigore del San Donà, dove stava per rientrare verso il centrocampo, ha sentito qualcosa ed è andato a mostrare il cartellino giallo a Massimo Malerba alla panchina appunto dell'Eclisse. Ocoli perde palla, molto bene, può andare ancora a riconquistare il pallone Gasparini, è suo il pallone, lo ha toccato un uomo del San Donà. Poi ancora si gioca con Segat che va in linea centrale, attenzione per Cazzaro per Segat, ancora il rinvio lungo, troppo lungo in questo caso, una sventagliata che non arriva, o meglio arriva troppo lunga e quindi non può farci niente il giocatore dell'Eclisse che si era lanciato, era Telesi che si era lanciato per riprendersi questo pallone. Dobbiamo dire che è una formazione ammonito anche Manzato, il portiere della formazione del San Donà, per perdita di tempo. Ci sta tutta, insomma, no? Perché partita stranissima quella di questa sera, 45 minuti strani, insomma. Pallone che gira ancora, un po' di flipper, tutti colpiscono di testa, palla che viene messa a terra da Cazzaro che non vede uomini liberi perché sono tutti coperti. Qui c'era il fallo forse di De Zotti che l'arbitro lascia andare e allora con le mani può giocarla la compagine di casa. Gasparini ritorna il pallone su di lui, la butta dentro ma un po' alla vanvera perché era marcatissimo De Zotti, non avrebbe mai potuto prenderla. È un De Zotti che sta facendo il centravanti lì davanti, ma lui non lo è chiaramente. Allora la formazione di casa in queste settimane ha acquisito Canato che ha già giocato in campionato domenica scorsa, proveniente dal Porto Mansuè, attenzione, ed ha ceduto Cociu al Vittorio Veneto, quindi Cociu è andato al Vittorio Veneto, un giocatore, questo Cociu, che si era visto in poche occasioni in 2 anni a questa parte qui a Pieve di Soligo. Gli auguriamo naturalmente di trovare più spazio, di trovare più fortuna. Attenzione, mamma mia che serpentina, una serpentina meravigliosa da parte del San Donà, del giocatore del San Donà, che si è portato quasi a tu per tu con Spadetto, una serpentina che stava per complicare la vita al portiere della formazione di casa. Viene in avanti ancora la compagine di Malerba. Mette dentro, può girarsi bene. Si è girato molto bene e possiamo dire che è la prima occasione vera della formazione di casa, questo tiro al volo di Gasparini, mi pare, nel numero 3, fuori non di molto.
Attenzione Ocoli che spinge, non c'è sì, c'era il fallo, lo chiama e lo fischia dopo 38 minuti, 7 al termine di questa gara. Ricordo, si sta giocando il secondo tempo di una gara interrotta per infortunio all'arbitro il 30 novembre scorso sul risultato di 1-0, gol di De Stefani al quinto minuto di gioco. La partita si sta allineando, insomma si sta scusate, sulla fascia destra del campo, prova a manovrare ancora la compagine di casa, mette dentro adesso, spinte, poi allontana la compagine di Siciliano, se ne va Cazzaro sulla fascia, mette dentro un bellissimo pallone, il colpo di testa tra l'altro del numero 15 Pavan, che però finisce innocuo tra le braccia del portiere del San Donà. E adesso c'è l'ammonizione, il giallo per Nardi. Ha rischiato perché poteva anche venire considerato come ultimo uomo, fortunatamente per lui non è stata così al 39esimo minuto di gioco, quindi prima azione di Pavan da una parte, poi sulla ripartenza del San Donà ancora un tentativo di entrare in area fermato con un fallo, e adesso c'è la punizione per quanto riguarda la compagine di San Donà di Piave. 3, 4, 5, 6, 7 uomini sono prima della palla, mentre soltanto 3 lì davanti. Ocoli, il numero 13 Cassia, il numero 16 appunto Scantamburlo, palla che non viene giocata bene dalla formazione del San Donà, ne approfitta la compagine di casa che prova a ripartire. Mette dentro questa palla per tenerli lontani, palla che viene controllata di testa da parte della difesa del San Donà di Piave. Sale Cazzaro perché ha una rimessa un pochino più lunga degli altri, poi però sceglie di andare a trovare Pavan sul corto e palla che viene anticipato, ancora palla per Cazzaro che allora, come gli stanno dicendo i suoi compagni, cercherà la rimessa lunga. Cazzaro la butta dentro ma non arriva, attenzione il rimbalzo, la lasciano scorrere, quelli del San Donà stavano per complicarsi la vita, poi il tentativo di andare a riprendersi palla di Cotali non riesce perché la palla termina abbondantemente sul fondo, e allora c'è un po' di scoramento in Cotali. 41 minuti di gioco, ne mancano 4, poi quando mancheranno 2 minuti vediamo se ci sarà da recuperare qualche cosina, poco presumo, ma vedremo di scendere e di lasciarvi appunto con poi le interviste di fine partita. Attenzione, palla che viene messa in fallo laterale, 41 e 46 minuti primi di gioco qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, rimessa in gioco con le mani, che con calma, tranquillità va ad effettuare la formazione del San Donà con Cassia sulla fascia destra di sua competenza, va a rimettere in gioco questo pallone, lo scambia con Scantamburlo che cerca di manovrare 2 uomini su di lui. Scantamburlo in mezzo, se ne era anche riuscito ad andarsene via, poi palla che viene tenuta là, chiaramente non c'è voglia di mettere dentro pallone o di perderlo da parte del San Donà, lo vuol giocare lì sulla fascia, tenendo lì e costringendo naturalmente alla difesa anche la formazione di casa della compagine dell'Eclisse Careni Pievigina. Sta per uscire il pallone, 42-37, e allora in avanti ancora per questo pallone che viene riconquistato in uscita molto bene, se ne va molto bene, palla che non c'è nessun fallo, si arrabbia Pavan che
va con un pugno sul tabellone laterale, palla che è preda della formazione del San Nonà. Sono 43 i minuti di gioco qui disputati in questo secondo tempo per quanto riguarda la gara che si sta completando e definendo con 43. Seguiamo l'ultima azione, poi scendiamo per le interviste di rito. Ci saranno sicuramente un paio di minuti da recuperare. Ne approfitto, allora 43-34, ne approfitto per lasciarvi con i rumori di fondo della partita e ritrovarci poi quando saremo a bordo campo. E allora siamo proprio a bordo campo con i 3 minuti di recupero che sono stati consegnati appunto alle due formazioni da giocarsi per concludere la gara. E allora proviamo a seguirla da bordo campo questa gara che sta concludendo. Non è cambiato nulla dai primi 45 minuti di gioco del 30 novembre scorso. Ci sono state un paio di occasioni da una parte e dall'altra, però niente di particolare in questa gara che vede la compagine di San Nonà per il momento ancora in vantaggio per 1-0 sulla compagine di casa, che ha provato in qualche maniera a metterla sulla velocità. Non ci sono, allora Ocoli che prova ad andarsene ma viene bloccato all'altezza della metacampo. Può andare ancora Pavan che manovra lungo la fascia destra-sinistra del campo, palla che viene controllata dal San Nonà. Attenzione perché Spadetto è fuori dall'area, non commette fallo Ocoli e allora palla indietro per Spadetto, il rinvio lungo oltre la metacampo sta per conquistare palla la formazione di casa, però invece è anticipato dalla buona giocata del San Nonà che va ancora al tiro, il tentativo, poi c'era il fallo che l'arbitro aveva già fischiato e allora si ferma con Spadetto che prova a velocizzare ulteriormente pallone che viene messo in posizione pronto per la battuta lunga di Spadetto che getta palla nella mischia non riesce ad arrivare, allora controlla palla ancora la formazione di casa, la butta dentro nella mischia con il tentativo, ancora un fallo, protesta il pubblico di casa, l'arbitro non è di questo avviso, lascia correre, c'è un uomo a terra per quanto riguarda la compagine dell'Eclisse, c'era qualcuno che aveva gridato al fallo di mano, l'arbitro ancora vicinissimo, l'arbitro lascia correre adesso, c'è il fallo di mano fischiato al giocatore di casa e quindi ancora da giocare, poco da giocare, pensiamo, sono 3 minuti di recupero che sono stati concessi dall'arbitro dell'incontro.
vediamo se recupererà ancora qualcosina chiaramente. Il rinvio di Manzato ed è terminato. Sono 3 punti importanti per il San Donà, che con questa vittoria va in testa alla classifica, prende 2 punti di vantaggio sul Cavarzano, sconfiggendo appunto qui in casa in questa strana partita di questa sera, con questi 45 minuti di gioco che si sono disputati e sono conclusi. Rimane il risultato di 1-0 per la compagine di casa. Vediamo che se ne va il tecnico di casa, vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Spero che rientri, perché sì, mentre vado verso Siciliano dalla parte del San Donà, vediamo se riusciamo ad averlo ai nostri microfoni. Sì, ci siamo. Eccolo qua. E allora con Vincenzo Siciliano, siete in testa alla classifica. Non lo so, so che oggi era difficilissimo, perché è stata veramente, sembra di essere il periodo del Covid, perché ogni secondo mi scrive uno che stava male, quindi era un partita un po' strana contro una squadra forte. Forse non so se è andato meglio a noi o a loro, forse è andato meglio a noi alla fine il risultato, finirla dopo, però questo è il calcio. Sì, questo è il calcio, è stato molto strano questi 45 minuti. No? Sì, abbiamo sofferto più, forse il primo tempo l'altra volta che oggi, quindi forse è stato un bene per noi, lo ammetto, non è stato, a volte può essere negativa o positiva, forse è stata positiva oggi. Eravate senza De Stefani, che aveva sbloccato la gara al quinto del primo tempo, perdita piuttosto importante per te e per voi, insomma, no? Perché è un giocatore che sta facendo molto bene. Ma De Stefani il suo l'aveva già fatto, ci ha portato in vantaggio come sempre, l'aveva già fatto. Il problema è che abbiamo giocato con 2-3 con la febbre, e questo è stato facile, ma questi ragazzi sono spettacolari. Adesso gli ho detto basta, azzeriamo, non mi interessa più secondo, terzo, quarto. Ci vedrà dopo. Ci divertiamo come sempre. Se non ci divertiamo noi non siamo San. Bene, Siciliano, in bocca al lupo. Grazie. Bene, ringraziamo Vincenzo Siciliano, tecnico appunto del San Donà, che vediamo se riesco ad avere qualcuno invece di casa, ma sono spariti tutti, e quindi questa partita ha lasciato un po' il segno, insomma sta lasciando il segno. Si pensava di poterla in qualche modo rimediare, magari con un punto, invece no, quindi vediamo se c'è la possibilità di avere qualcuno al Pasian. Vieni qua, dai. Allora, visto che non c'ho nessuno di casa, ciao, abbiamo Pasian. Ciao. Ho detto in telecronaca che sei stato uno dei più bravi ad adattarti subito a questo stranissimo secondo tempo giocato a 15 giorni di distanza. Sì, è vero, non è stata una partita facile, lo sapevamo, però poi tra dire e il fare, come si dice, c'è di mezzo il mare, però siamo riusciti a portarla a casa, non siamo stati belli da vedere. Però l'importante alla fine è portare a casa i 3 punti, perché i 3 punti di oggi valgono come i 3 punti di Borgoricco e tante altre domeniche. 3 punti che valgono la testa della classifica, perché siete davanti al Cavarzano con 30 punti, voi 32, quindi direi bene, insomma, dopo un inizio così sì. Avete trovato il bandolo della matassa. Sì, come ho detto anche tempo fa che ho fatto un'intervista, siamo partiti diciamo in una situazione non proprio ottimale, però come ho già detto cambiare tanti giocatori in una squadra non è mai facile. Siamo riusciti a trovare la quadra giusta e tutti ci impegniamo, la domenica andiamo forte perché in settimana andiamo forte e poi la verità è che la domenica è sempre lo specchio della settimana, quindi dobbiamo continuare così, però se domenica non portiamo a casa i 3 punti e il Cavarzano vince torniamo sotto, quindi testa domenica e basta, insomma, e poi ci riposiamo. Ho detto al tuo mister che mancava De Stefani, ma il mister mi ha detto tanto aveva già fatto il suo dovere, aveva segnato il primo tempo. Sì, De Stefani è un giocatore un po' strano perché non sai mai che ruolo dargli, però alla fine fa sempre gol e per noi è un giocatore essenziale. Oggi non sta bene, ma sicuramente per domenica si riprenderà al meglio. Salutalo perché sennò ti bastona. Ciao Deste, riprenditi e riposati. Bene, grazie a Pasian, complimenti. E allora è ritornato in campo anche il mister di casa, vediamo se mi viene a raccontarci, poi ve lo lascio.
Vedete a Jesolo, ma a fare l'aperitivo, penso, non nel bagno, perché è un po' diverso. Ci avete provato. Disputando anche un buon primo tempo, lo ha detto anche Siciliano, ci hanno messo in difficoltà. Ma sì, ma noi mettiamo in difficoltà tutto, però ogni volta c'è una mezza e mezza, è sempre a sfavore. Ma sì, ma noi ci siamo stancati perché una mezza e mezza è sempre a sfavore, basta. Cioè, va bene, io sono qui perché per rispetto vostro, ma non mi viene neanche voglia di parlare. No, immagino perché c'è stato qualche episodio più di qualche episodio che poteva insomma girare in maniera diversa. Si riparte da qua come sei abituato a dire, e quindi domenica vi aspetta un altro cliente mica da ridere. Ma noi le partite le facciamo, domenica abbiamo fatto un'ottima prestazione, domenica prima non meritavamo di perdere, domenica prima comunque abbiamo fatto una buona prestazione alla Leo e abbiamo vinta, stavamo giocando la nostra partita qui col Sandonà e comunque doveva finire, però purtroppo l'abbiamo finita oggi e stavamo facendo bene. Ovvio che lasci qualcosa a loro perché oggi doveva andare così, perché eravamo al corrente di poter rischiare qualcosa, perché noi dovevamo comunque recuperare un gol. Ma al netto di tutto, noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto la prestazione, doveva andare così, dovevamo cercare l'episodio l'avevamo trovato, però se poi non te lo fischiano siamo sempre qui che ci lecchiamo le ferite, come dico sempre, ma sì, insomma dobbiamo fare tutti quanti qualcosa in più. Massimo, è difficile da giocare questi 45 minuti, no? Perché è stranissima, perché insomma siete partiti fortissimi proprio per il fatto che non c'erano altri 45 minuti, quindi bisognava farla, però strano da giocare, no? No, io direi no, mai, né da giocatore né da allenatore. Io dico non strano, ma impossibile, perché comunque una squadra viene qua, fa il loro, perché comunque le condizioni meteorologiche. Sì, le condizioni meteorologiche, i giocatori in campo, perché sia noi sia loro poi avevamo delle mancanze non indifferenti, ma per ovvi motivi. Ma poi è normale, loro magari vengono qua, perdi un po' di tempo, sei in vantaggio, addormenti un po' la partita, tatticamente è un disastro, quindi secondo me, non lo so, non sarebbe da giocare, però vabbè. A domenica. Grazie mille, arrivederci. Ciao. Grazie. Ringraziamo Massimo Valerba che è ritornato sul campo proprio come ha detto appunto per rispetto a noi, e allora noi vi ringraziamo, vi salutiamo dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. Risultato finale: Sandonà batte Eclisse Carini Pievigina 1-0 con il Sandonà che vola in testa alla classifica. A voi. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.